Amici sportivi di Telecittà, buon pomeriggio e buon anno. Prima giornata del 2011 e con la nostra troupe siamo a Ponte Longo, dove si gioca Pontecor Rosolina, incontro valido per il campionato di seconda categoria Girone L. Rosolina alla ricerca dei suoi primi punti fuori casa, Pontecor spera in una vittoria per mantenersi in zona playoff. Campo in buone condizioni, temperatura intorno agli 0 gradi, cielo coperto, vi leggiamo le formazioni. Pontecor in maglia gialla, Vigato Garbin Stivanello, Veronese Marcolongo Negrisolo, Gambato Piron Zilio Peruzzo Scarparo. A disposizione di mister Cristian Cominato, Bressan Fondrillon Drago Tisato Benvenu Piovan Minelle. Rosolina in casacca rossoblu, Ronchi Lionello Marin, Ferro Ramazzina Michelini, Chieregato Azzalin Luppi Gibin Mengoli. A disposizione di mister Moreno Astolfi, Mantovani Tuzza Gigo, Cestari Bergo Ballò. Dirige l'incontro il signor Cazzadore della sezione AIA di Adria. Si inizia con un minuto di raccoglimento per ricordare Matteo Miotto, l'alpino di 24 anni ucciso in Afghanistan. È il terzo minuto, tiro di Zilio, respinge il portiere. L'azione corale dei padroni di casa porta Scarparo solo davanti al portiere ospite, con precisione deposita in rete. Pontecor in vantaggio. Il Pontecor manca il raddoppio al 12°. Lungo lancio per Scarparo che spara su Ronchi in uscita, il quale salva il risultato. 21°, ottimo il fraseggio fra Peruzzo e Scarparo che conclude ma a lato. Ancora Pontecor vicino al gol su azione di Piron, prova il tappin veronese all'esordio, fuori. Quando accelera il Pontecor fa davvero male, come al 37° quando i suoi avanti si intendono a meraviglia, in rete stavolta ci va Peruzzo di sinistro ed è il raddoppio. Dalla lunga distanza Veronese di destro, vola e devia Ronchi. Con le immagini montate da Daniele Arena passiamo alla ripresa. Fondrillon sul limite dell'offside alza troppo il pallonetto che sorvola la traversa. Dalla lunga distanza il Rosolina ci prova su calcio di punizione con Ramazzina. Vigato c'è, sicuro. Stivanello serve un ottimo pallone per Zilio che colpisce sbilanciato. Spinge il Pontecor, al tiro questa volta Tisato, non va. Ancora Tisato, su calcio di punizione piazza il suo destro a fil di palo, ma Ronchi ci arriva in tuffo. Lancio penetrante per Peruzzo che si fa ipnotizzare dal portiere ospite. Ancora Peruzzo cerca la doppietta personale, ma Ronchi si fa applaudire e gli nega ancora il gol. Fondrillon su assist di Peruzzo. Ancora Ronchi saracinesca limita il passivo per il Rosolina. Si conclude così l'incontro, il Pontecor supera il Rosolina per 2-0. Un commento a caldo, ma è una forzatura, con il mister del Pontecor, Cristian Cominato. La gara di oggi. La gara di oggi è stata sicuramente positiva dal momento in cui si veniva anche da una pausa invernale dove si lavora ma non benissimo perché tanti giovani vanno via. Credo che tutto sommato abbiamo meritato, onestamente perché ho visto la partita penso che il risultato sia anche stato un po' bugiardo. Probabilmente meritavamo qualcosa di più, comunque va bene così. L'importante era vincere per riuscire a rimanere attaccati al treno dell'alta classifica e poi alla fine a maggio tireremo le somme, insomma. Certo, noi abbiamo visto i ragazzi con voglia di manovrare a centrocampo. È questa la tua impronta? Ma noi da agosto quando siamo partiti ci siamo ripromessi che in qualsiasi campo noi andavamo, che fosse questo, fosse quello che andava in trasferta, di imporre il nostro gioco e di cercare di far calcio. Dopo a volte ci riesce e a volte ci riesce meno bene. L'importante è avere una propria identità e cercare di sviluppare le proprie manovre ogni domenica. Qualche innesto nuovo negli ultimi tempi, il giudizio tuo? Beh, intanto abbiamo recuperato un ragazzo che per noi è importante, che è Piron. Poi gli innesti sì, sono un po' in ritardo a livello di condizione, però qualitativamente non si discutono. E oggi c'è chi come Veronese ha fatto la propria prima partita
ha fatto abbastanza bene secondo me, considerando che non ha mai giocato con noi. Pian piano troverà la condizione anche lui e rientrerà sempre meglio nei nostri schemi, ecco. Ai nostri microfoni il presidente del Pontecor, signor Benedetto Marcato. Lasciamo microfono libero, un commento. Beh, diciamo che non posso che essere soddisfatto della partita di oggi, però sono soddisfatto anche di come stanno andando le cose. Siamo stati un po' penalizzati sugli infortuni, però adesso abbiamo fatto dei nuovi innesti e quindi speriamo di far bene. Sono soddisfatto anche e devo ringraziare anche i nostri due comuni, il comune di Pontelongo e il comune di Collesola, che ci stanno dando la possibilità di avere degli ottimi impianti, quindi non possiamo lamentarci sotto quell'aspetto lì. Abbiamo anche un bel settore giovanile. Diciamo che il Pontecor è una società completa perché ha parte dei piccoli amici, ragazzini che hanno 5 anni e andiamo fino alla seconda categoria. Quindi non posso che essere soddisfatto di come stiamo lavorando. Siamo una società che è ben compatta, un bel gruppo di dirigenti e abbiamo un ottimo rapporto, siamo un gruppo di amici che ci stiamo divertendo tutto sommato. Puntiamo sulla seconda categoria di fare il passo di qualità, però sappiamo che la strada è ancora lunga e dobbiamo lavorare ancora tanto per riuscire a fare questo passo, però sono convinto che con il lavoro che sta facendo il mister, con l'impegno dei ragazzi, faremo arriveremo a degli ottimi risultati. Poi vincerà una sola e quindi vedremo insomma. Allora, mi ha anticipato la domanda che era il vostro obiettivo della stagione. L'abbiamo già detto, squadra ai playoff, è stata molto rinnovata anche nel mister. Come mai questa scelta? Beh, diciamo che noi vogliamo puntare a fare il passo di qualità, quindi abbiamo puntato su un mister che abbiamo fiducia, che ha un ciclo nuovo di partenza e poi vincere il primo anno con lui, non lo so se ci riusciamo, però sicuramente ce la metteremo tutta. Però insomma, se non è quest'anno sarà il prossimo. Cerchiamo di fare un ciclo con questo mister perché è bravo, sta lavorando molto bene e quindi cercheremo di fare il passo di qualità e arrivare alla prima categoria, che sarebbe l'obiettivo mio, del mio vicepresidente Mirko Pantano e di tutta quanta, dare la soddisfazione a tutto il gruppo che lavora con noi di arrivare alla prima categoria. Siamo col mister del Rosolina, Moreno Astolfi. Una gara in salita perché avete subito il primo gol al 6° minuto. Il commento comunque su come si sono comportati questi ragazzi. Beh, come risultato penso che sia giusto perché il Pontecor ha creato tante azioni da gol, però noi ci siamo comportati bene anche dal fatto che oggi in campo avevamo una squadra molto giovane, dovuto tante alle assenze per problemi, infortuni e squalifiche, c'erano 6,93, un 94, però è stata una partita giocata molto bene, non potevo chiedere di più dai miei ragazzi e anche il Pontecor mi ha fatto una bella impressione perché è una squadra che gioca a calcio. Quest'anno in questo campionato ho visto tante squadre, però giocare un calcio pulito come hanno fatto loro penso che a lungo andare diranno la propria cosa sul campionato, sono uno dei favoriti e noi già da domenica spero di recuperare qualche giocatore e poter andare a fare un buon risultato e cominciare a fare i punti che ci servono per la salvezza. Ecco, abbiamo parlato di salvezza, la vostra squadra purtroppo è in fondo alla classifica. In trasferta non riuscite a far punti, ma in casa invece sì. Dovete provarci già da settimana prossima. Sì, in casa abbiamo fatto gli unici punti dei campionati, 7 punti, però anche fuori abbiamo fatto delle belle partite che a volte non sono state premiate dal risultato, voglia per... Anche avendo squadra tanto giovane paghiamo pedaggio spesso e volentieri, però adesso nel ritorno ci siamo allenati bene durante le vacanze, spero già da domenica che andremo sul campo dell'Arri, che è un'ottima squadra, anche lei messa bene in campionato, di poter portare a casa dei punti che ci servono per il proseguo.
certo che la nostra salvezza saranno sugli scontri diretti.